Così. Spari nella notte nel cuore di Venezia, a pochi passi da Rialto, preso di mira un edificio di San Polo già colpito nel 2017, le indagini della polizia scientifica. A un anno dal maxi blitz contro lo spaccio in zona stazione a Mestre, nuova operazione delle forze dell'ordine in via San Michele, via Piave e via Trento, arresti ed espulsioni. Passaggio delle grandi navi da crociera a Venezia, il presidente della regione Zaia invita il ministro Toninelli ad avanzare una proposta concreta. Conto salato dal maltempo che si è abbattuto su Venezia e isole, la grandine ha colpito pesantemente le colture radendo al suolo verdure e ammaccando frutta e cereali. Nel veneziano 2 contribuenti su 5 guadagnano meno di 1.000 euro al mese, solo il 2% denuncia redditi superiori ai 75.000 euro, l'allarme dello SPCGL. No alle ruspe, sì ai bimbi al giardino della scuola Querini di Mestre, genitori, insegnanti e residenti pronti a nuove mobilitazioni contro il progetto edilizio del comune. Il regista veneziano Tinto Brass, ricoverato in ospedale a Roma per un malore, è ricoverato in terapia intensiva dove verserebbe in gravi condizioni. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di Antenna 3 Venezia. Spari dunque nella notte proprio nel capoluogo lagunare. La polizia indaga su quello che appare al momento un autentico giallo. A essere preso di mira un edificio già colpito da un gesto analogo 2 anni fa. 2 bossoli e l'ogiva di un proiettile a terra, più 2 fori, presumibilmente di pallottola, sul muro e un terzo colpo che avrebbe colpito una grondaia. A Venezia è giallo su chi e perché abbia sparato contro un edificio nel sestiere di San Polo, nell'area di Santa Ponal. L'indomani mattina, nel cuore della città, poco distante dal ponte di Rialto, hanno eseguito i rilievi gli agenti della polizia scientifica e della squadra mobile della questura, cui spetta il compito di avviare indagini in grado di far luce su un episodio allarmante che suscita interrogativi inquietanti, anche e soprattutto perché non è la prima volta che Calle del Sole è teatro di un gesto che a Venezia non si può certo dire comune. Le immagini che state vedendo sono state girate il 7 aprile del 2017. In quell'occasione, come adesso, era apparso un tiro al bersaglio, peraltro andato sempre a vuoto, ora come allora, contro una telecamera di videosorveglianza installata come deterrente verso comportamenti impropri. Ma chi voglia colpire quella telecamera e perché rimane un mistero. Cosa non deve riprendere e a chi può dar fastidio questa telecamera tanto da spingerlo ad utilizzare una pistola, a sparare. Non è ancora chiaro, peraltro, se qualche residente abbia sentito qualcosa. Al momento non risultano segnalazioni o denunce relative ad eventuali spari, forse avvenuti nella notte. Abitata da molti anziani, tra l'altro, questa è una zona di Venezia relativamente tranquilla, perlomeno fino ad ora. E a un anno dall'operazione San Michele, anche oggi è stata messa in atto una massiccia operazione di controllo del territorio dalla polizia che ha interessato maggiormente le zone adiacenti alla stazione ferroviaria di Mestre, via Piave, ed è stata estesa anche ai parchi cittadini e ad alcuni quartieri di Marghera. Oggi, un anno fa, a Mestre, il maxi blitz della polizia con la squadra mobile di Venezia in zona stazione contro il clan dei nigeriani, padroni del traffico di eroina, che teneva sotto assedio l'intera area. Ad un anno di distanza, ecco comparire in tutta la zona palloncini colorati, cartelli e mega striscioni a mo' di festa, e quella del primo anniversario della bonifica, con cui residenti e commercianti ringraziano quei 500 agenti, reparti speciali compresi, con tanto di elicottero, entrati in azione per stanare gli spacciatori che si rintanavano proprio in quella zona, teatro di confezionamento e smercio di quell'eroina gialla chiamata eroina killer, viste le tante troppe morti registrate. Il quartiere oggi è rinato, si legge nello striscione 365 volte grazie, così anche dal portavoce dei commercianti. E questo era per ringraziare la Polizia di Stato, soprattutto il quartiere ringrazia effettivamente per il lavorato che hanno fatto, che tuttora stanno ancora facendo. Infatti anche oggi, come ieri, nuovi controlli della polizia con un nuovo blitz e l'utilizzo delle unità cinofile che hanno portato nella notte all'arresto di 4 persone con nuovo sequestro di droga, più di 100 persone identificate con 7 stranieri espulsi e controlli dei negozi aperti anche di notte, interventi necessari per molti residenti. La parte di via Piave sta sporcando un'altra volta,
Io che parto presto la mattina, verso le 5, sono fuori. Chi è fuori? I soliti, quelli che erano qui. Gli spacciatori? Sì, presumo siano loro perché sono sempre le stesse facce. Dalle 5 del mattino sono già operativi? Sì, sono lì in via Piave, lì seduti tranquillamente. Quando arriva la polizia passano, scappano, quando arriva vanno via le volanti, allora ritornano fuori. Ma sono anche molesti questi spacciatori? Sì, diciamo di sì. Molesti. Si avvicinano per venderti la droga? Oddio, guarda, io abito qua, non è che vado tanto in giro, no, a me non è capitato, ma sarà vero, se lo dicono sarà vero. La situazione è ancora pericolosa a suo avviso? Non lo so signora, io sono sola per cui hai sempre un po' di paura. E oggi si è riunita la Commissione Sicurezza del Comune. I consiglieri del gruppo misto Scarpa e Serena hanno presentato un'interrogazione perché si faccia chiarezza sul futuro dei controlli di sicurezza. Il sindaco non dà chiare direttive ai suoi assessori di discutere il pregresso, di discutere e far capire ai cittadini e anche a noi consiglieri di come stanno realmente le cose. Le associazioni esistono, fuori c'è una confusione totale e non si comprende praticamente anche questo nuovo logo. Il nuovo logo è quello di controllo e sorveglianza di vicinato, da poco presentato a Cafarsetti. Ottavio Serena e Renzo Scarpa, consiglieri comunali d'opposizione del gruppo misto, sono arrivati alla quinta interrogazione riguardo un ambito nel quale, a quanto pare, parafrasando Mao Zedong, grande è la confusione sotto il cielo. Il Comune intanto dovrebbe chiarire, perché sono trascorsi 3 anni da un accordo fatto in prefettura con il prefetto, sindaco, gli altri sindaci, dovrebbe chiarire del perché di questa rottura con il controllo di vicinato. Teniamo presente che su tutto il territorio sono disseminati questi cartelli gialli con la famiglia, col simbolo della famiglia, e che verranno tolti, verranno coperti. Quindi si stanno chiedendo, ma la vecchia associazione di vicinato che interviene in alcuni quartieri, cosa fa? Si deve obbligatoriamente iscrivere a questa nuova associazione? Deve prestarsi a questo nuovo logo? Il Comune aveva ottenuto dall'Associazione Controllo di Vicinato la concessione gratuita e senza limiti di tempo del logo oramai ben noto ed esposto ovunque, nonché adottato da decine di altre amministrazioni comunali, scrivono Scarpa e Serena, che chiedono anche chiarezza sulle ben 29.000 segnalazioni che sarebbero arrivate negli ultimi 12 mesi, di che genere e per quali reati. E chiarire a noi consiglieri, ma anche ai cittadini, quali sono le reali problematiche. Le domande sono tantissime, ma se non le chiariamo i cittadini non riescono a capire dove stiamo andando. E continua naturalmente a far discutere il passaggio delle grandi navi da crociera a Venezia. Il presidente della regione Zaia invita il ministro Toninelli ad avanzare, dice, una proposta concreta. I 2 disastri sfiorati a San Basilio e Riva Sette Martini hanno accelerato, se mai ce ne fosse stato bisogno, la necessità di chiarire il futuro della crocieristica a Venezia. Le diverse visioni che sul tema dividono, non senza polemiche, il sindaco Brugnaro al ministro Toninelli, hanno infiammato il dibattito delle ultime settimane, ma Venezia non può aspettare ancora. Si decida, io sento parlare di un decreto che si chiama Clini Passera, è come se lo chiamassimo Giulio Cesare Traiano, adesso sono un po' sfasati con le date Giulio Cesare Traiano, ormai siamo alla preistoria, nel senso che siamo nel 2012 a febbraio, un decreto che prevede che le grandi navi sopra le 40.000 tonnellate se ne vadano fuori dal canale della Giudecca, dal bacino San Marco, si applichi il decreto, si trovi una viabilità alternativa e la si finisca lì. Toninelli ha paventato la possibilità di utilizzare delle banchine temporanee come soluzione provvisoria, in attesa di una soluzione definitiva che, e su questo sono tutti d'accordo, deve essere trovata in fretta. Se poi qualcuno vuole le grandi navi fuori dalla laguna, allora mi chiedo come mai ancora non si sono posti il problema delle grandi navi petroliere che sono in laguna, allora fuori anche quelle, via anche Marghera, via tutto. Io sono assolutamente d'accordo con chi protesta, l'ho sempre detto, non ne faccio una questione di principio, però non spetta a noi decidere. Il ministro l'ho incontrato, dice di avere una soluzione, ce la presenti e cercheremo di capire. Particolare scalpore ha fatto poi la seconda uscita di una nave da Venezia il giorno dopo l'incidente sfiorato in Riva Sette Martiri, nonostante le condizioni meteo fossero, se possibile, ancora peggiori. Io non mi intendo di ste robe, dico solo che il buon senso, che è quello della signora Maria, che mi porto in capo in questo momento, mi verrebbe da dire
cavoli, ma con le condizioni meteo debbono far decidere qualcuno di far uscire o no le navi. A noi non ci interessa se questi hanno un programma da rispettare. Le condizioni meteo debbono essere chiare e deve essere, immagino, la capitaneria di porto, non so chi, che dirà puoi uscire oppure no. Lo si fa per tutto, non capisco perché questi possono... Io ho visto le immagini, sono raccapriccianti quelle immagini. Il maltempo appunto dei giorni scorsi ha creato anche altre conseguenze perché ha danneggiato pesantemente le colture veneziane con la preoccupazione naturalmente della Coldiretti. È un conto salato quello provocato dal maltempo che lunedì sera si è abbattuto su Venezia e isole. La grandine ha colpito pesantemente le colture, come segnala Coldiretti, radendo al suolo verdure e ammaccando frutta e cereali. Le colture sono state colpite, soprattutto quella a pieno campo, principalmente per quanto riguarda gli ortaggi di Sant'Erasmo, Vignole e Cavallino, e i danni sono anche alle strutture fisiche quali serre e altre strutture mobili che sono appunto a servizio delle nostre campagne e dei nostri agricoltori. La preoccupazione è anche per i prossimi giorni, con la previsione di altri temporali e rovesci di forte intensità. Noi non molliamo mai, siamo sempre tenaci, sappiamo che le annate agrarie ultimamente stanno andando molto male anche a causa di questi cambiamenti climatici imprevisti, e da tanto non si registravano tutte queste ondate di maltempo susseguite prima da appunto siccità, poi da una pioggia intensa con delle inondazioni, e quindi tutto un ritardo nelle semine e tutto quello che è anche la lavorazione, le varie lavorazioni che vengono fatte in pieno campo, oltre al trapianto delle piantine da orto che hanno subito un grosso ritardo e un grosso danno anche a livello commerciale. I nostri agricoltori sono tenaci, sicuramente non mollano di un millimetro, però effettivamente continuare a produrre in queste condizioni è sempre molto difficile. La natura non si comanda e quindi l'unica cosa che resta è quella di anche promuovere la cultura dell'assicurazione e soprattutto per assicurare il reddito e le culture, e principalmente delle reti antigrandine piuttosto che di salvaguardia del territorio per quello che riguarda la gestione dell'acqua, grazie anche ai nostri consorzi di bonifica. E il maltempo sempre ha costretto i vigili del fuoco a intervenire questa mattina con un intervento urgente all'inizio del Ponte della Libertà. Il violento nubifragio che si è abbattuto su Venezia la sera dell'8 luglio ha provocato la caduta di molti rami anche sui cavi elettrici, tanto che per rimuoverli i vigili del fuoco sono stati costretti a bloccare il tram. Non solo, questa mattina c'è stato un intervento urgente proprio da parte dei vigili del fuoco nella zona dei Pili, all'imbocco del Ponte della Libertà venendo da Mestre. Per consentire l'intervento di messa in sicurezza di piante e piloni è stata chiusa la carreggiata in direzione Venezia e incanalato il traffico in entrambe le direzioni sulla carreggiata in direzione Mestre. Si sono formate code importanti e molte persone scese dalle auto hanno deciso di percorrere a piedi il tratto del ponte interessato. Voltiamo pagina, parliamo di redditi, perché nel veneziano 2 contribuenti su 5 guadagnano meno di 1.000 euro al mese. L'allarme è lanciato dallo SPI-CGIL, i più penalizzati sono i pensionati e i lavoratori dipendenti. C'è un aumento della pressione fiscale per i cittadini veneziani, ma soprattutto questo aggravio fiscale è relativo ai ceti più bassi, cioè aumenta la forbice tra i redditi più bassi e i redditi più alti, che hanno un incremento di reddito i redditi più alti, invece abbiamo un rallentamento nei livelli più bassi retributivi. Dati del Dipartimento Finanza del Ministero alla mano, risulta che anche nel veneziano aumentano le disuguaglianze sociali, come segnalano dallo SPI-CGIL. Crescono i redditi di autonomi e imprenditori, calano quelli di lavoratori dipendenti e pensionati. Il reddito medio è di 20.360 euro lordi annui. 2 contribuenti su 5 dunque dichiarano meno di 1.000 euro netti al mese. Diciamo che i ceti medi vengono schiacciati tra chi ha più reddito, aumenta la forbice, il divario
tra chi ha più reddito e chi ne ha meno, quindi il livello intermedio viene fortemente penalizzato, tenendo conto che i mancati trasferimenti dello Stato verso gli enti locali ha spinto gli enti locali ad aumentare la tassazione. E dove l'aumenta questa tassazione? Soprattutto su chi paga tutte le tasse, che inevitabilmente sono pensionati e lavoratori dipendenti. Ricordiamoci che in base ai nostri dati un lavoratore dipendente oggi prende meno di quello che prendeva l'anno scorso e l'altro anno. Le diseguaglianze sociali possono essere riassunte anche da un altro dato. Nel veneziano il 13% della ricchezza prodotta è distribuita fra il 39% dei contribuenti, mentre un altro 13% suddiviso fra un 2% di popolazione, quella che denuncia redditi superiori ai 75.000 euro. Bisogna prevedere innanzitutto tener conto che questi soggetti sono quelli che vanno maggiormente tutelati se vogliamo garantire un certo livello di reddito. Bisogna prevedere soprattutto per le pensioni, quelle pensioni da contributi, prevedere degli incrementi che, come sapete, sono bloccati da diversi anni. Cioè le pensioni non vengono da più di 11 anni, le pensioni da lavoro dipendente superiori a 3 volte il minimo non vengono aumentate da circa 11 anni. Nei prossimi 2-3 anni avremo bisogno di 5-6 mila lavoratori, ma non so dove andarli a trovare. Si tratta di carpentieri, saldatori, abbiamo lavoro per 10 anni, cresciamo a un ritmo del 10%, ma sembra che i giovani abbiano perso la voglia di lavorare. A dirlo è la D di Fincantieri Giuseppe Bono. Sento parlare tanto di lavoro, crescita, infrastrutture, porti, autostrade, aeroporti, ma penso che tra un po', ha aggiunto, avremo più università che laureati, più porti che navi, più aeroporti che passeggeri. Questi, dice, sono gli sprechi del paese. Ci fermiamo per qualche istante, ma ritorniamo tra pochissimo. Domenica. Di nuovo in diretta con l'informazione di Antenna 3 Venezia. No alle ruspe, sì ai bambini al giardino della scuola Querini. Genitori, insegnanti e residenti del triangolo delle vie Piraghetto, Catalani e della chiesa parrocchiale di Santa Rita a Mestre pronti a nuove mobilitazioni contro l'amministrazione comunale per salvare il giardino e lasciarlo ai bimbi. Allo slogan "Salviamo il giardino" della scuola Querini, ad oggi il Comune con la commissione consigliare si è fatto vivo con voi? No, direi che il silenzio è ancora assordante. Questo cosa significa? Questo non lo so, forse stanno cercando una soluzione, però comunque doveva essere condivisa. Aspettiamo, noi abbiamo pazienza, molta. Giù le mani dal giardino dei bimbi, le maestre non mollano e i residenti di via Piraghetto, via Catalani, zona limitrofe alla chiesa di Santa Rita neanche, e così tutti i componenti del gruppo Salviamo il giardino della scuola Querini di Mestre attendevano e attendono una risposta ancora non ricevuta dal comune e temono l'arrivo delle ruspe per il nuovo progetto che prevede un nuovo asilo comunale al posto del giardino della scuola elementare, con il relativo abbattimento di un numero illimitato di alberi e di una grossa fetta della stessa area verde che verrebbe così sottratta ai bimbi per giocare all'aperto. La scadenza era in questa settimana, ma ad oggi nessuno di noi è stato ancora convocato. L'atto pratico che cosa significa? Che il giardino potrebbe essere smantellato? Beh, in teoria sì, e in pratica alla scuola ancora non è giunto nessun avviso di cantiere, direi che almeno questo dovrebbero farlo. Il progetto è legato all'alienazione dell'ex Istituto Luzzati in via Silvio Trentin, che attualmente ospita il nido comunale Mille Colori, al posto del quale dovrebbero invece sorgere 66 appartamenti in social housing, con il nuovo asilo dal costo di oltre 1 milione di euro, che invece è totalmente a carico del privato a cui il comune ha venduto l'immobile. Genitori e residenti tutti già pronti a un nuovo braccio di ferro con l'amministrazione comunale. Le mobilitazioni ci saranno sempre, ogni giorno e costanti. Il nostro obiettivo è che la scuola non venga costruita in questo giardino. Il regista veneziano Tinto Brass, ricoverato d'urgenza in terapia intensiva in seguito a un malore che lo ha colpito all'improvviso la scorsa notte. Sentiamo.
Il regista veneziano Tinto Brass è ricoverato in ospedale a Roma dopo aver accusato un malore la notte scorsa mentre si trovava a casa con la moglie Caterina Varzi. È stata lei a chiamare l'ambulanza per chiedere i primi soccorsi. Dagli ambienti ospedalieri si apprende che l'86enne maestro del cinema erotico italiano è ricoverato in terapia intensiva dove verserebbe in gravi condizioni. Anche 9 anni fa per lui si era reso necessario un ricovero urgente in seguito a un improvviso ictus. Il regista veneziano, conosciuto per lo più per la sua passione per il cosiddetto lato B, sorprende in questa intervista rilasciata qualche anno fa proprio alle nostre telecamere, quando descrisse il suo ideale di politico donna. Dovrebbe essere intanto molto sensibile, molto sensibile non a delle questioni di principio, non a delle riflessioni così barbose, barbute, non fare delle interviste tenendosi il mento fra le mani, ma insomma occuparsi di quelli che sono i problemi dell'esistente, giornalieri, la qualità della vita, ma poi anche così il piacere della vita, soprattutto il piacere della vita, quindi essere sensibile a quelle che sono le pulsioni, la libido anche dei giovani. Nell'augurargli il meglio e una pronta guarigione, il regista avrebbe già consegnato alla moglie Caterina le sue volontà sul fine vita. Le consegno, ha detto, la chiave della mia vita, sicuro che la girerà al momento giusto. Lo sport in chiusura basket, per nuovi arrivi qualcuno che se ne va, parliamo della guardia statunitense Marquez Haynes che ha deciso di lasciare l'Umana Reyer dopo 2 scudetti e una Europe Cup, 3 stagioni di successi. Consensualmente la società e il giocatore sono giunti a questa decisione, erano trapelate indiscrezioni sulla sua volontà di ritirarsi. Non mi sto ritirando, ha scritto lui, ma ho coscienza delle mie capacità e del mio impatto su una cultura vincente. Se devo giocare devo essere felice per il basket e le prospettive professionali. Ora per la Reyer si apre la caccia a una nuova guida naturalmente sul parquet. Questa sera 20:10, subito dopo i nostri telegiornali, ospite l'assessore regionale alla cultura e al territorio Cristiano Corazzari, tanti naturalmente i temi in discussione. È tutto per questa sera, io vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Benvenuti al Meteo. Tempo sostanzialmente buono sul nostro territorio con la consueta instabilità pomeridiana. Ma vediamo il dettaglio di giovedì 11 luglio. Sul Veneto al mattino sarà asciutto e stabile, tuttavia con cielo a tratti anche coperto. Dal pomeriggio sarà possibile qualche acquazzone sui rilievi alpini, in locale sconfinamento alle pianure limitrofe, ma migliorerà ovunque già entro la serata. Temperature stazionarie calde ma con clima non opprimente, minime comprese tra 14 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 26 e 30 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove il cielo sarà molto nuvoloso o coperto un po' ovunque, con temporali sui monti ma via via anche sul resto della regione, specie nella seconda parte della giornata. Temperature minime tra 16 e 20 gradi, massime oscillanti invece tra 25 e 28 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, dove prevarrà un tempo stabile al mattino, poi col passare delle ore saranno possibili dei fenomeni instabili un po' su tutta la regione. Temperature minime sui 15 e 17 gradi, massime tra 28 e 29 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.